Eccoci qua, ciao a tutti e ciao Franz, bentornato. Ciao Gianni. Grazie mille per continuare a darci la tua disponibilità per questi video. Franz, per chi si fosse perso il video precedente che metteremo in descrizione, è un cittadino svizzero molto esperto di dati, è un informatico ed è anche, oltre che molto esperto di dati, molto esperto di federalismo e di meccanismi fiscali svizzeri, ma non solo, anche perché ci ha lavorato, ci vive e ha studiato questo tema per anni. Quindi sei una figura molto importante per noi in questo ragionamento. Proseguiamo un po' sulla scia dell'altra volta. Allora, ci eravamo lasciati con una domanda in sospeso che io ti avevo fatto ed è questa. Il reddito fiscale in Svizzera esiste? Sì o no? Se sì, come viene calcolato? Partiamo da questo per sviluppare il video di oggi che sarà molto più breve. Prima di darti la parola faccio una piccola premessa dicendo che non è, così fughiamo ogni dubbio di interpretazione o di, come dire, malafede nell'interpretare i nostri discorsi. Noi, intendo noi, sia io che tu, ma anche tutte le persone che circuitano intorno ai nostri dibattiti, quindi che vengono a commentare o comunque che danno il proprio parere a noi, che sono i benvenuti, però noi non vogliamo in assoluto negare il fatto che ci siano dei trasferimenti, cioè il nostro nei confronti del residuo fiscale non è un negazionismo, ma è un prendere atto di quel tipo di strumento che viene utilizzato e di, come dire, oggettivamente riconoscere che questo strumento ha delle lacune di cui abbiamo già parlato e che adesso vedremo in concreto, grazie a un modello che Franza ha preparato per noi, in cosa consistono. Quindi, prima precisazione, non stiamo facendo negazionismo, stiamo solo approfondendo un dato che ci viene dato come dire, per sacro quasi, ma che in realtà nasconde delle insidie. Detto ciò, Franz, la parola a te, adesso noi proiettiamo il tuo modello che hai preparato, Sì. eccolo qua, e spiegaci un po' a che risultati sei arrivato. Sì, certo. Allora, proprio a fronte di quella domanda, io avevo risposto, chi vuole rivedere il video trova le parole esatte, che in Svizzera non c'è problema di questo calcolo del residuo fiscale perché è un sistema a tassazione separata, quindi ogni sovranità, il comune, il cantone e la confederazione, eh, ha dei compiti, ha quindi delle spese e per pagare queste spese emette delle tasse. Quindi ognuno fa per sé. Poi ci sono dei piccoli trasferimenti interni, un po' per solidarietà, per altre necessità, soprattutto negli investimenti, ma riguardano una parte abbastanza minima del prodotto interno lordo. Torniamo al discorso del residuo fiscale, scusate, dove appunto, senza voler fare negazionismo, però ci sono delle certe critiche anche nelle pagine che ne parlano, si dice che ci sono alcuni aspetti criticabili. Uno è dovuto al fatto che è difficile imputare tutte le spese alle regioni, alcune spese secondo me non sono nemmeno imputabili come la previdenza, e poi è anche difficile imputare le entrate tributarie. Ed è qui che invece entro nel tema, perché appunto in Svizzera il sistema è completamente diverso e ho pensato quindi di preparare un piccolo foglio di calcolo molto banale per Gianni, e poi l'abbiamo visto e discusso, ho detto dai, bene, allora quello solo approfondiamo e ne parliamo velocemente, in 20 minuti, massimo mezz'ora. Sì, è un Allora, modello quello che si... semplificato dove tu appunto fai due casi esemplificativi, uno centralizzato e uno federale, dove ci sono quattro contribuenti, tipo due persone fisiche e due persone giuridiche, che sviluppano alcuni redditi in città diverse e vedremo che a seconda del criterio utilizzato cambiano completamente i risultati, giusto? Certo, allora il caso centralizzato è quello che vediamo adesso, abbiamo due persone fisiche, una sta a Milano e una sta a Roma, può essere il signor Rossi e il signor Verdi, e due persone giuridiche, una sta a Roma e l'altra sta a Cagliari. Ecco Franz, magari Eh, ti chiedo, quando parli, evidenzia anche le celle così chi ci ascolta ok. non ha nessun dubbio Ah, su quale celle ti stai certo, riferendo. ok, sto parlando Ecco, di queste perfetto, celle, vai. sperando che si vedano. Sì, sì. In questo caso, eh, quello che conta a livello dei tributi italiani è il totale, perché l'aliquota è unica su tutto il territorio, sia per le persone fisiche che le giuridiche, quindi sapere che uno
ha avuto un reddito a Milano, poi abbia un albergo a Venezia, una macelleria a Cagliari e un piccolo appartamento che affitta a Orgosolo, interessa poco, no? Nel sistema centralizzato. E invece interessa tantissimo nel sistema svizzero, come vedremo dopo. In ogni caso, alla fine, quando io devo applicare l'aliquota, ho fatto un'aliquota fissa del 35%, non sparatemi perché non mi voglio male, è solo per non complicare hai semplificato il ragionamento, giustamente. Una scala progressiva di aliquote. Ecco. Come tutti i modelli sono sempre semplificati. No, perché sennò avrei dovuto veramente rifare le tassazioni svizzere. Ecco. Qui abbiamo che in pratica sulla somma di tutti i redditi si applicano le aliquote, il 35% per quanto riguarda le persone fisiche, il 19% che ho ipotizzato, messo io a caso per le persone giuridiche, e il totale a Roma vanno 5.000, senza che siano euro o che siano francobolli, non ci interessa. Quello che conta è che normalmente quando si cerca di regionalizzare questi redditi si fa l'esercizio di dire ma ecco, vediamo cosa si paga, dove le pagano queste imposte. Di solito è tutto legato alla residenza del contribuente, quindi al contribuente che risiede a Milano verranno imputate un reddito imponibile totale e un'imposta sua di competenza. Il risultato che eventualmente poi lo possiamo vedere ecco, in questa parte qui, alla Lombardia vengono attribuiti determinati valori di imposta e in base ai calcoli casuali che ho fatto adesso risulta che la Lombardia ha un gettito pari al 29%, quasi 30%, il 56% nel Lazio e il 13% in Sardegna. Questo è un micromondo dove ci sono solo 4 contribuenti, è assurdo, però è un modello. No? Certo. Queste persone hanno comunque delle attività economiche a Orgosolo e a Venezia, però non emergono in questo tipo di riparto. No? Quindi in questo caso io ti faccio le domande da spettatore qualsiasi, no? Anche se ho già visto il file, però comunque ne approfitto anche per chiederti i dubbi che penso anche gli altri potrebbero avere. Quindi quello che emerge in questo caso, correggimi se sbaglio, è che Orgosolo e Venezia, nonostante abbiano delle attività che producono reddito da questi soggetti, abbiamo Venezia che ha Milano, cioè il milanese diciamo che ha un'attività a Venezia, eccetera, eccetera. Nonostante ciò, anche Orgosolo vedo che ha delle attività di quello che risiede a Milano, di Roma, eccetera, eccetera. Esatto. Nonostante ciò, Orgosolo e Venezia non hanno un gettito da questa non gli viene attribuito un gettito. Nel caso centralizzato tutti i soldi vanno a Roma e poi Roma distribuisce in base alle necessità di spesa e quindi magari Orgosolo potrebbe ricevere anche di più, però quando si va a calcolare bene o male Orgosolo ha ricevuto 1.000 di spese ma hai pagato solo quanto di tasse? 171, ecco, allora vede fuori una discrepanza rispetto a quella che è la realtà. In Svizzera si fa un sistema completamente diverso, per cui non c'è neanche necessità di calcolare il residuo fiscale. Che quello che dici nella riga 23, se allarghi un po' la cella così appare il testo completo. La 23... Che è la conclusione di questo modello, giusto? Ah sì, devo ingrandirla un po' perché nella conversione Excel è rimasta un po' piccola. Ok, così lo vediamo anche a schermo, che è quello che hai appena detto. Milano, Roma, Venezia, Cagliari, Orgosolo ricevono fonti dallo Stato centrale tramite trasferimenti. Ok. Poi ci sono le addizionali locali, ma mi sembra che in questo momento siano veramente minime rispetto al volume del gettito. No? Okay. Se noi andiamo invece a vedere una situazione federale, prendo gli stessi dati e quindi facciamo finta che l'Italia sia diventata una nazione federale, no? E con gli stessi redditi, quindi non li metto in discussione, sono ancora quelli, il reddito imponibile non è cambiato, abbiamo invece l'attribuzione del reddito ai singoli comuni, ai singoli cantoni e poi la parte comune alla Confederazione. Cosa può succedere, per esempio, che io vivo a Lugano e a giugno cambio e
per un'occasione prendo casa a Locarno, per dire due nomi che dovrebbero essere abbastanza conosciuti. Innanzitutto Lugano prenderà tasse da me solo per 6 mesi, mentre da luglio in poi subentrerà Locarno. In più, e questo perché ognuno ha diritto alla sua quota di gettito. Lugano e Locarno hanno le loro spese per le scuole, per i trasporti, per l'ambiente, per la socialità, e quindi è giusto che ci sono delle tasse comunali, abbastanza elevate, quasi il 20% del totale, poi dipende da cantone a cantone. Quindi qua ogni comune ha la propria aliquota, giusto? In più ogni cantone, questo lo vediamo dopo, secondo me è abbastanza basilare. In questo tipo di discorso dove vediamo gli stessi casi di prima, adesso devo ingrandirli, gli stessi casi di prima, con gli stessi totali di prima, abbiamo che invece ogni cantone decide l'aliquota tassare, quella imponibile, e all'interno del cantone ogni comune decide l'aliquota con cui tassare l'imponibile. In questo caso il cantone sarebbe una potenziale regione della nazione federale Italia, giusto? Non entro nel dettaglio, chiamiamolo Pippo, come dice a volte Pagliarini. Non c'è, può essere la Sardegna, può essere una provincia, può essere un distretto, come diceva Einaudi, come proponeva Einaudi, però diciamo è una giurisdizione statale, con il potere esecutivo, legislativo e giudiziario, che è membro di una federazione. Quindi ogni cantone ha le sue spese e quindi decide, in base alle spese che ha, come tassare i cittadini. E la stessa cosa fa il comune. Però va a vedere esattamente, perché forse bisogna alzare un po', che io, cittadino, per esempio, di Milano, riceverò dal Comune di Milano la tassazione che riguarda questi 800, ma ricevo anche da Venezia e da Cagliari e da Orgosolo le tassazioni che riguardano quei comuni. Una parte, il contribuente non fa nulla, fa tutto l'apparato fiscale e tributario negli uffici. Quindi il contribuente non si limita a dichiarare determinate cose nel modulo della dichiarazione, che è anche molto più semplice di quello italiano, anche se all'inizio uno lo vede per la prima volta e non si ritrova, come quando entri in un supermercato nuovo e non sai dove sono le cose. Però noi diciamo molto più semplice, adesso poi è tutto online. Poi riceverà anche le tassazioni dal suo cantone, se il cantone Milano gli manderà la sua tassazione alla sua percentuale, che è il 15%, ma anche dagli altri cantoni che sono sedi di quindi Venezia, magari potrebbe essere la regione Veneto che è diventata Stato federale, e gli manda la sua bollettina, quindi riceve esattamente quello che facevo vedere l'altra volta, riceve un bollettino di pagamento. La tecnica è un po' diversa da quella italiana. In Italia, io ci sono stato fino a 32 anni fa, tu compili la tassazione, la scrivi, metti tutte le cifre, devono essere giuste, firmi e paghi. Prima o poi, magari dopo un anno, dopo 2 o dopo 3, magari qualcuno al fisco la controlla, scopre che ha sbagliato qualche cosa e sei un evasore. In Svizzera invece no, tu prendi e mandi. Loro controllano, fanno tutti i calcoli, vedono se è tutto giusto o se c'è qualche errore. Se c'è qualche errore ti dicono guarda che hai sbagliato questa cosa qui, com'è, hai dimenticato, si mette a posto, ma non è evasione, al massimo, ma non ti danno nessuna multa. Comunque è una cosa, sono gli uffici tributari che fanno tutti questi calcoli, dopodiché l'ufficio tributario del Canton Ticino avviserà un altro cantone e un altro comune che guarda che ci sono questi soldi che risultano qui. E ogni comune, ogni cantone li tassa alla sua aliquota. Perché se io ho una casa a Cagliari e a Cagliari le aliquote sono bassissime, quella casa che vale 1000, Cagliari la tasserà alle sue aliquote basse, no? Quindi poi la domanda è, quando io voglio comprare una casa di appartamento per affittarla, dove la comprerò? Dove è carissima? O dove sono carissime le tasse o dove sono più basse, quindi poi si mettono in moto tutta una serie di meccanismi. Voglio comprare un albergo a condizione familiare e gestire gli utili di questa attività, dove mi conviene? Posso andare a vedere una tabella del genere, che sono pubbliche,
e capire quindi che a Orgosolo in questo momento la tassazione comunale è molto bassa, ma è anche quella cantonale molto più bassa di quella di Milano. Qua ho messo delle cifre a caso, chiaramente. E questa seconda versione a che risultati porta rispetto alla prima? Allora, innanzitutto, siccome ogni sovranità decide le sue tasse in base alle sue spese, se Orgosolo riesce a essere molto parco nelle sue spese, avrà anche tasse basse, il risultato complessivo è che comunque il totale sarà più basso di quello del centralizzato. Nella pagina precedente io avevo anche fatto un calcolo totale che avevo messo in questa cella marrone con le scritte in bianco, la F17, dove in pratica il gettito statale è 1263,60, che è quello che poi viene distribuito e mandato dove serve nel paese, no? A livello invece di situazione federale, in pratica abbiamo che, eccole qua, questa è la situazione, no, devo cliccare di qua, scusate, ok, queste sono le imposte che vengono pagate a livello di persone fisiche e quindi in totale tutte le varie sovranità recuperano 631,20, ok? E a livello di persone giuridiche abbiamo la situazione da questa parte. Io ho provato anche a fare c'è un totale finale per cui a questo punto anche Venezia e anche Orgosolo hanno un gettito, ok? Quindi non sono entità che ricevono servizi ma non ricevono gettito, come la situazione centralizzata, non risulta da un'eventuale regionalizzazione delle imposte. Dopodiché, se il gettito di Orgosolo è insufficiente, magari ci possono essere delle compensazioni per aiutare un comune che ha un gettito, una capacità finanziaria bassa. La cosiddetta perequazione, giusto? Esatto, però intanto si parte dal fatto che quel 71,10 è un dato che prima non c'era. Prima era zero. Bisogna integrare quel 71,10, non lo zero, perché non appariva da nessuna parte. Ok, poi vedo che c'è anche... Ah, ok, vai. E qua sotto ho messo invece proprio il caso di cosa succede, il caso della persona fisica, il signor Rossi, alla fine paga 96 di imposte a Milano, non paga niente a Roma perché in quella tabella Roma non aveva niente, paga 8 a Venezia in base alle aliquote di Venezia, paga 7,20 a Cagliari e 2,50 a Orgosolo. In totale lui pagherà di imposte comunali, ok, questo vedete che ho scritto qua comune, questa è la parte dei comuni, pagherà 113,70 e riceve 4 bollette e le paga. Stessa cosa riceve dal cantone, riceve 120 dal cantone che è sede o dalla regione Lombardia, se fosse la regione, ok? E in totale paga 149. Dalla Confederazione, che è una e unica, riceve una bolletta unica con delle aliquote che sono uniche per tutta e questo è un po' l'elemento unificante, perché se è vero che io posso avere tasse diverse a Orgosolo, Venezia, Milano e Roma, sia a livello comunale che a livello di regione o provincia, no? Però a livello nazionale uno solo, l'aliquota è una sola, chiaramente progressiva. Io qua ho messo l'esempio, ho messo che la federazione ha tassa all'8%, no? Potrei mettere che stabilisce che tassa magari il 7, oppure deve aumentare le tasse e passa al 10, e si vede tutto il meccanismo, tutto il sistema che cambia automaticamente. Sì, poi comunque il file lo metteremo a disposizione, quindi chiunque volesse giocare Sì, con le aliquote e con i redditi può... Io consiglio solo di non divertirsi. toccare le celle grigie e colorate, perché contengono delle formule. Se cambi la formula poi il giochino si rompe. Ok, No? però il risultato importante è quello che Il risultato importante è qua nella colonna a destra, nella colonna L, è che il gettito è leggermente inferiore, ma non perché io voglia giocare col fatto di dire che in Svizzera si pagano meno tasse, ma è perché ogni sovranità è in competizione con le altre, quindi non può fare le scuole con i cessi d'oro, scusate l'espressione aulica, cercherà di dare il massimo dei servizi al minimo dei costi, perché se va fuori
diventa ed è costretta a aumentare le tasse, soprattutto a livello comunale, spostarsi da un comune all'altro, poi lo vedremo con la mappa che ho preparato dopo, è abbastanza facile. Ecco, andare via dalla regione Sardegna potrebbe essere complicato perché implica un grosso trasferimento, ma se all'interno della Sardegna ci fossero delle province, 5-6 province o distretti, chiamiamole come vogliamo, e uno fosse veramente oneroso quanto a tasse, spostarsi di distretto è abbastanza semplice per un'azienda. No? Tutta la polemica adesso su dove certe multinazionali pagano le tasse è una cosa assurda per l'Italia perché tanto le tasse sono uguali dappertutto, ma è una cosa normale negli Stati Uniti che ha 50 stati ognuno con la sua fiscalità, è una cosa normale per la Svizzera dove ci sono 26-21 cantoni, no? Ho perso il conto, magari non sono 21, scusate la gaffa, perché ci sono anche i semicantoni ogni volta a seconda di come lo si contano, però ci sono tanti cantoni ognuno con la sua fiscalità e ci sono 3.000 comuni ognuno con la sua fiscalità, quindi scegliere di posizionarsi a Zugo piuttosto che a Lugano per una grande azienda è importante perché vuol dire risparmiare a volte anche la metà delle tasse. Quindi nessun comune ci tiene a andare oltre, a meno che non offra veramente in cambio dei fantastici servizi, no? Perché la competizione si fa sulla qualità dei servizi e sul costo, il rapporto diciamo tra qualità e prezzo. Certo. E nel foglio riassunto? Il riassunto che poi alla fine avevo messo qua, è qua. Okay. Cosa dice? È nella situazione centralizzata. Okay, aspetta che questo lo devo ingrandire come al solito. Okay. Nella situazione centralizzata il signore di Milano pagava 374 a Roma, okay, quindi lasciamo perdere le addizionali, mentre nella situazione federale paga un po' di meno, paga 349, perché approfitta del fatto che ha delle attività in alcuni comuni che costano di meno, fiscalmente parlando. Il totale è più basso, la differenza è se la nostra colonna è la H4 è la situazione centralizzata con quelle aliquote che avevo messo, adesso siamo al 15% in meno, ecco. Sì. Solo perché ognuno ci sono 7.000 comuni, ognuno ha fatto il suo sforzo di riuscire ad essere economico con le imposte e a dare dei buoni servizi, quindi chiaramente deve rinunciare a sprechi perché sennò se ne vanno i contribuenti. E soprattutto, correggimi se sbaglio, in questo caso come dire, la fiscalità di Orgosolo e Venezia è molto più responsabilizzata perché loro stessi autonomamente hanno incassato delle risorse che sono stati innanzitutto incentivati a trarre, incentivati quindi a ottenere come gettito e in più, come dire, hanno una competizione con gli altri comuni che li porta a ottimizzare le proprie procedure. Esatto. Cosa che invece prima sono disincentivate a fare perché tanto a loro comunque arriverà il trasferimento che sia da Cagliari che sia da Roma e tutti i discorsi interni perdono di significato. Ecco. Allora in questo riassunto qui i comuni, in questi 4 contribuenti ipotetici, i comuni prendono quasi il 30% del gettito delle persone fisiche e giuridiche. Non è uno scherzo, non stiamo parlando di bruscolini, perché nella fiscalità svizzera praticamente il 95% del gettito va delle persone fisiche e giuridiche, delle imposte dirette è locale. La Confederazione vive principalmente di indirette e di IVA. In questo esercizio ho messo delle imposte di federazione un po' più alte, perché per l'Italia magari sarà così, ma alla fine, comunque alla fine abbiamo quasi un 43, quasi un 44% che è a livello cantonale o regionale o provinciale e un 26% che comunque è unico, unito all'IVA forte com'è e poi a tutti i contributi, sarebbe sicuramente una fetta più che sufficiente per far marciare diciamo, tutta la finanza centralizzata che è la difesa, gli esteri, la previdenza e queste cose. Ascolta, quindi, per andare verso la conclusione, quindi perché è importante fare questo tipo di
di analisi e di ragionamento contestualizzato al residuo fiscale, perché sempre partendo dal presupposto iniziale che nessuno sta facendo negazionismo su niente, però è indiscutibile che in Sardegna, e io te lo dico per esperienza personale, adesso racconto anche un pezzettino di me, perché io ho lavorato qualche anno fa in un'azienda di trasporti molto importante in Sardegna, che fattura oltre 15 milioni, oltre 100 dipendenti, insomma un'azienda molto grossa, e io avevo, per il mio ruolo all'interno dell'azienda, rapporti con moltissime realtà, sia come dire, continentali che lavoravano in Sardegna e che quindi trasportavano le proprie attività o importavano o esportavano verso la Sardegna, oppure viceversa. E ti posso garantire che io non ho una statistica ufficiale di questi dati, la stiamo cercando anche di improntare, però non è così semplice. Io quindi non ho l'ufficialità di questo dato, però ti posso dire che per la mia esperienza personale lavorativa, non per sentimento, ma toccata con mano, il territorio, il tessuto economico sardo ha un'altissima frequenza di aziende che, io non c'ho niente contro di loro, anzi portano lavoro e PIL in Sardegna, quindi per me sono le benvenute, però sono tantissime le aziende che producono reddito in Sardegna ma non hanno la residenza in Sardegna, ce ne sono una miriade, te lo posso assicurare. Quindi è per questo che è importante provare a proiettare una situazione potenziale di federalismo, quindi sistema federale, riagganciandoci al concetto di residuo fiscale. Ho capito, certo, sì, sì, è vero. Adesso, però appunto siamo nel campo del non sappiamo, della mancanza di trasparenza. Capisco, è un giudizio difficile attribuire tutti i redditi al territorio di competenza, perché lo Stato non è italiano, non è attrezzato e non ha neanche ragione di attrezzarsi, visto che le aliquote sono le stesse ovunque. Quindi 1000 che vengono da Orgosolo o che vengono dalla ditta fatta, un reddito fatto in Orgosolo, ma la ditta ha la sede a Roma, non gli interessa, tanto sono 1000, sono sempre 1000, tassati sempre la stessa aliquota, e poi dopo se Orgosolo vuole soldi, gli si manderanno dei soldi. Li trasferiamo, okay? E li trasferiamo. Quindi è chiaro invece il sistema di federalismo di finanze separate, che è tipico della Svizzera. In Germania c'è un sistema diverso, ma magari quello, ci sarà tempo, lo potrò spiegare più in là, oppure sì, no, ma infatti però, diciamo, quello che è importante secondo me sottolineare è che comunque noi non è che stiamo arrivando a una conclusione certa di niente, cioè non stiamo concludendo niente, stiamo solo dicendo che potenzialmente, in che misura in questo momento è impossibile saperlo, ma già il fatto che potenzialmente esista questa possibilità è importante dirlo, e ti assicuro che in Sardegna nessuno o quasi nessuno lo dice. Noi con questo modello diciamo che potenzialmente è possibile una situazione di questo tipo. E il fatto che succeda o non succeda a quel punto dipenderà dalla capacità dei comuni sardi di autogovernarsi. Certo, se un comune sardo ha il gettito, adesso poi dopo nella seconda parte più veloce vediamo questo gettito. Ti volevo portare lì, adesso proiettiamo. Sì, perché adesso, sì, aspetta che io ho qua un'altra... scusa, non lo sapevo, vai. Sì, ma nel senso che l'ho calcolata prima, forse magari lo potrei anche ingrandire un pelino, però diciamo questo è la somma di quella mappa che tu vedrai adesso, che hai preparato. Okay. Noi stiamo per vedere una mappa. Ci fa capire che comunque, anche se non si vede molto bene, sì, ma lo ingrandisco e la sposto. Ok. Il totale dei redditi imponibili in Sardegna sono 18 miliardi, quindi i soldi non mancano, mancano poi, vabbè, possiamo dire che in più c'è una certa parte di lavoro sommerso, che l'Istat calcola circa il 15%, e ci sono chissà quanti altri imponibili che soprattutto, queste sono persone fisiche, quindi diciamo è già buono. Quello che viene a mancare sono le persone giuridiche, perché sono quelle che sono per necessità, hanno la sede fiscale magari a Roma o a Milano e quindi qua non risultano. Okay. Però già con le persone fisiche la Sardegna ha 18 miliardi, circa la metà del proprio, un po' meno della metà del proprio PIL, è già reddito imponibile. Poi è chiaro che se tu hai delle spese pazze devi tassarle al 100%, se tu riesci ad avere una gestione autonoma di buon livello,
puoi con 2 miliardi o con 4 miliardi potresti, quindi con delle aliquote abbastanza basse, potresti gestire tutta una serie di attività. Però questo era solo per dirti, questa è la somma di quello che adesso io lo posso chiudere e tu lo puoi. Sì, adesso l'ho proiettato, quindi questi 18 miliardi si distribuiscono all'interno dei comuni secondo questa mappa. Esatto, perfetto, Eccola quindi qua. vediamo. Ti faccio un'osservazione però subito da avvocato del diavolo, se riusciamo a essere brevi perché siamo già a mezz'ora. Sì. Uno ti potrebbe dire, di questi 18 miliardi, occhio perché, adesso non ti posso dire in questo momento la percentuale giusta perché non c'ho il dato, però uno ti potrebbe dire, provengono da lavori pubblici, provengono da stipendi pubblici, provengono da, che ne so, dipendenti statali, dipendenti comunali, dipendenti eccetera eccetera. In che modo influisce questa osservazione? Può essere verosimile, a parte che andremo ad andare a controllare nei bilanci dei comuni, delle province, delle regioni quant'è l'onere del personale. Io vedo che l'onere più grosso è quello di pensione. Adesso stavo preparando anche delle torte, ma lo faccio per magari dopo, per un'altra volta. La quota di reddito da pensione è quasi uguale a quella di reddito di lavoro dipendente, il che un po' è tutto dire della situazione particolare italiana, ma questa è una situazione che vale per tutta l'Italia, non è che sia una cosa che vale solo per la Sardegna. All'interno del lavoro dipendente bisogna vedere quanto parte è spesa pubblica, è personale, sono redditi da lavoro dipendente del pubblico impiego, che questo l'ho preso dal MEF, quindi dal Ministero delle Finanze, questi dati. Si guardano bene dal dirlo, e quindi io non lo posso sapere. E quindi anche qui torniamo al fatto che la situazione generale è sempre lacunosa ed è sempre poco trasparente, e quindi viene anche difficile argomentare il merito. Esatto. Come commenti questa mappa? C'è la parte del lavoro autonomo, qui in questi redditi c'è anche il lavoro autonomo, ci sono il reddito di spettanza dell'imprenditore, c'è il reddito da fabbricati e quindi non c'è solo il reddito da lavoro dipendente, ecco, quindi diciamo ci sono tutti gli altri tipi di redditi. Come commentiamo questa mappa per concludere? Questa mappa devo dire che presenta potremmo chiamarli dei cluster, no? Che si vedono abbastanza bene, la stai vedendo tu sul tuo schermo, con le zone più scure come Cagliari, Sassari, ma vedo anche Nuoro, esatto, mentre Cagliari intorno a una bella, un hinterland, chiamiamolo così, dove è distribuito. Nuoro sembra una cattedrale nel deserto perché c'è solo lei, intorno sono tutti comuni con un basso gettito. Comunque voi potrete anche voi provare, chi vuole collegarsi troverà questa mappa tra le risorse, la può usare e vedrà che per ogni nuvoletta, prova a farne vedere uno, abbiamo praticamente qual è il numero di contribuenti, l'imponibile totale, o il totale generale sono quei 18 miliardi, l'imposta pagata con le aliquote italiane, chiaramente l'imponibile medio, perché se ho 100 milioni di imponibile e 100 contribuenti è chiaro che posso fare una media, e c'è anche la media dell'imposta e anche l'aliquota media, quindi che più o meno è sempre attorno al 20%. Infatti sto vanno 20, 19, 18,70, 19,60, sono tutte intorno tra 19 e 20. C'è una bella differenza di colore, ma in realtà tra il 16 e il 21 ci sono tutti, che è più o meno le stesse aliquote che troviamo in Lombardia, non è che cambiano molto. Su questo sto facendo uno studio che vedremo dopo. Se tu torni comunque alla mappa al tabulato di prima, diciamo al foglio elettronico, ecco. Aspetta, lo faccio io. Ce l'avevo io, prova, riparto. Ok, qui io sono partito dal presupposto che l'imponibile sia lo stesso, quindi se nella situazione centralizzata il cittadino ha un imponibile di 800 a Milano, anche nella situazione federale sia la stessa cosa. In realtà, se volessi proprio mettere i puntini sulle i, siccome ogni
cantone o provincia o regione nell'ipotesi federale, e ogni comune ha la sua possibilità di calibrare le imposte, sicuramente a livello cantonale, statale, locale, diciamo, possono anche cambiare l'imponibile, perché c'è sulla base di una legge tributaria, non solo le aliquote. Non posso dire io a Gianni Carboni perché sta a Nuoro gli faccio il 10%, posso dire no, ma il suo imponibile è più basso perché lui ha 3 figli. Ok? Oppure io stabilisco che per andare a lavorare, visto che dista 50 km dalla sua casa, dista 50 km, ho bisogno della macchina perché non ci sono automezzi, lo può detrarre dalle imposte un tot a chilometro, per esempio. Sì, e lo può fare un comune e non lo fa l'altro. Esatto. Quindi anche l'imponibile cambia. Poi sì, dopo, perché poi, sì? Scusa che mi stai gasando, perché anche avere 3 figli, averli a Nuoro o averli a Sassari può essere diverso. Può incidere diversamente sul nostro finanziare di tasse. Esatto, e la vita a Varese è molto più cara e quindi probabilmente a Varese a parità di reddito imponibile può darsi che si stabilisca che un figlio ha bisogno di una detrazione maggiore. Ecco, quindi anche gli imponibili possono cambiare. Comunque alla fine ogni sovranità fa il calcolo dicendo ok, posso anche fare sì che il tuo imponibile netto sia la metà del lordo, ma alla fine ho bisogno di tasse, quindi ti tasserò al doppio come aliquote. Però diciamo il sistema tende a essere più giusto se ci sono delle deduzioni e delle detrazioni calibrate localmente, su base delle necessità locali. Ecco, con questo secondo me abbiamo finito un bel... Purtroppo avevo scritto qualcosa di simile, già un esperimento simile per Nostra America, ma adesso il sito lo stanno rifacendo. Quando lo rimettono in piedi andiamo a cercare. Quando lo rimetteranno in piedi, se recuperano quel testo, lo metteremo assolutamente. Io direi che possiamo finire qua. Grazie mille. Adesso noi, direi così, guarda, sia noi che diciamo il nostro pubblico, i nostri spettatori, ci lasciamo con delle riflessioni, cioè queste evidenze secondo me devono lasciare riflettere, quindi ci prendiamo qualche giorno, anche noi ci riflettiamo, abbiamo capito potenzialmente quello che potrebbe essere un modello federale e cosa può portare in differenze fra comuni e cantoni come gettito fiscale, come autogoverno. Ci lasciamo con questo spazio di riflessione e poi ci risentiremo. D'accordo. Grazie mille Franz. Saluti a tutti allora. Ciao. Alla prossima, ciao.